Gentili telespettatori, buonasera dal telegiornale del Veneto. A Padova, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, c'è il via libera per lo schema che prevede i 2 poli ospedalieri. Con la nuova versione del nosocomio già esistente in via Giustiniani, il nuovo policlinico universitario a Padova Est. Soddisfatta la maggioranza, decisamente contraria invece l'opposizione. Prima del via ai lavori, però, si dovrà raggiungere l'accordo di programma tra gli enti coinvolti. Alessia Piovesan e Claudio De Zan, l'apertura. Un Giano bifronte, un ospedale a 2 poli, il vecchio di via Giustiniani e il nuovo policlinico universitario a Padova Est. Dopo una agguerrita bagarre notturna, il Consiglio Comunale Patavino ha votato per la prima volta, 19 favorevoli, 12 contrari e un non votante, il preaccordo già firmato a dicembre scorso tra il governatore Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani. È un preaccordo, come abbiamo chiarito bene, però è il primo passo per cominciare i lavori. Campagna elettorale lei Padova Est non lo voleva? È vero. Io a questo punto penso che sarebbe stato veramente dannoso parlare altri 5 anni senza fare nulla. Questo è solo un accordo politico, il sindaco diceva il contrario in campagna elettorale. Noi attendiamo il vero accordo di programma, ripete l'ex sindaco Massimo Bitonci a capo dell'opposizione. Di certo da questo schema d'intesa si dovrà arrivare a questo accordo di programma fra gli enti coinvolti, vero via libera ai lavori. Dovrebbe essere pronto in estate, poi servirà un nuovo voto in Consiglio Comunale. Fine lavori nel 2026 per la parte cittadina che comprenderà il centro Gallucci e il policlinico, altri 8 anni almeno per Padova Est, sogno dell'università che includerebbe tra piantologia e ricerca e il campus, positivo il rettore. Ogni atto successivo in teoria può smentire il precedente, ma non succede così perché la coerenza dei comportamenti e delle decisioni è fondamentale per un'istituzione. Decisive anche le mozioni passate, il nodo denaro, milioni di euro, escluso il project financing, i fondi potrebbero arrivare da Regione, Fondo Nazionale, Cassa Depositi e Prestiti, Cassa INAIL e Banca Europea degli Investimenti. È stato anche deciso che tornerà a Padova lo IOV, in parte trasferito a Castelfranco, e che Sant'Antonio non chiuderà.